È una lobby positiva questa, è quella del Veneto, che sicuramente fa gli interessi del Veneto. Pensare e agire tutti con un unico obiettivo, la nostra regione. È partito a Catron, lungo il Sile, il nuovo corso del centrodestra veneto. In una riunione convocata dal presidente Alberto Stefani, che per molti, tra parlamentari, consiglieri regionali ed eurodeputati, è stata quasi una sorpresa, il governatore, forte della sua esperienza a Roma e non solo, ha chiesto a tutti di guardare verso un'unica direzione. Creare una filiera che porti il livello locale, il livello regionale, il livello nazionale, il livello europeo a dialogare nell'interesse del Veneto. Noi dobbiamo essere protagonisti nelle istituzioni nazionali e sovranazionali. E per dimostrare che si può fare, il Presidente richiama il progetto di una grande azienda regionale per gestire l'intera rete autostradale veneta e la variante della Romea, reinvestendo gli utili stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno nella manutenzione e sicurezza del territorio. Lo sblocco della holding autostradale all'epoca avvenne proprio grazie ad un emendamento, tra l'altro con un governo di centrosinistra, e il centrodestra, facendo squadra anche con alcuni esponenti di centrosinistra, era riuscito a portare a casa questo risultato. Un primo incontro dove c'è stata piena adesione al progetto a tutti i livelli, iniziando da Roma, come ha sottolineato da Fratelli d'Italia il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo. Una cabina di regia doverosa per affrontare tanti temi, sapendo che oggi abbiamo una grossa pattuglia sia di parlamentari che di consiglieri regionali che hanno la fortuna di amministrare sia la nazione che il Veneto, e quindi è logico che la politica debba fare sintesi di tutto ciò anche per essere veramente utili e strategicamente importanti per questo territorio. Ma si parla più di filiera politica oppure di lobby? È lo stesso, l'importante è il risultato. Si è sempre detto, e per moltissimi anni è stato vero, che il Veneto è un gigante economico, un nano politico, perché altre regioni portano a casa molto più di quello che gli spetta e noi facciamo più fatica, parlo dell'interlocuzione con Roma ma anche verso l'Europa. Dobbiamo copiare i siciliani? Ma su alcune cose il copiare non è negativo se le cose sono positive. Una su 100.000, loro su questo sono più bravi di noi a far squadra. Ma il presidente Stefani vuole andare oltre, coinvolgendo anche il centro-sinistra. A medio termine intendiamo anche coinvolgere eventualmente altri gruppi politici, magari in materie ovviamente trasversali su cui si possa fare squadra. Ci sono delle scelte che non hanno colore politico, non possono avere colore politico e che fanno l'interesse del Veneto. E su queste scelte il Veneto, tutto da destra a sinistra, deve essere compatto e avere una voce forte.